ho scritto una canzone perché ho sempre pensato nella mia testa che uno dovrebbe fare una vita di prova, cioè nel senso che uno nasce, fa le prove tutta la vita, poi muore, dovrebbe rinascere e capire ovviamente dove ha fatto gli errori, di chi non si deve fidare, ma purtroppo la vita è una e dobbiamo stare attenti a fare quanto meno errori possibili. Io scrissi questa canzone, nello stesso periodo fui contattato da un produttore argentino. No, non è qui. A parte il fatto che Achille è colombiano, non è argentino. Però fui contattato da questo produttore perché voleva fare un documentario sulla mia vita e la vita di, scusatemi per la fede calcistica, ma credo il più grande di tutti, di Diego Armando Maradona. E quindi io sono andato a Dubai, sono stato a casa, voi pensate per un napoletano a stare con Maradona, un po' come per i romani stare con Totti, no? Voglio dire, ok? Quindi io già lo conoscevo, però poi ci eravamo persi perché lo conoscevo dai tempi dello scudetto del Napoli. E quindi vado a casa, siamo stati 15-20 giorni insieme e quindi la sera durante una cena lui mi dice: Gigi, ma cosa stai facendo? Mi guarda, tra un mese esce il mio ultimo album che ho fatto. Ah sì, dice, mi fai sentire qualcosa? E gli faccio ascoltare questa canzone. Questa canzone la metto nel momento che comincia, perché lui lo capiva benissimo il napoletano, scoppia a piangere come un bambino. Quindi io questa canzone l'avevo scritta sulla mia vita. Lui mi guarda e fa: Gigi, hai scritto una canzone su di me? Dico: no, Diego, l'hai scritto con la me. Dice: ma non è possibile, io questa canzone è proprio la mia vita. Dico: Diego, forse perché la nostra vita, anche se siamo circondati da tantissime persone, anche Rosario lo può capire, siamo circondati da tante persone, però non sappiamo chi ama e chi vuole bene a Gigi, chi vuole bene a Gigi D'Alessio, chi vuole bene all'artista e chi vuole bene all'uomo. E quindi queste, diciamo tra virgolette, paranoie, comunque ce le portiamo dentro. Insomma, lui mi guarda e fa: senti, ti posso chiedere un favore? Pensate, Maradona a me. E gli dico: dimmi, posso fare io il videoclip? E stiamo quasi pensando: no, Diego, ma che sono sti cose, ma guarda, ma... Cioè, pensate, Maradona che dice: vicino a me posso fare il videoclip? Quindi io... veramente è come toccare il cielo con un dito. Poi nello stesso tempo ho detto: facciamo una cosa. Avrei potuto approfittarne, no? Fare un video di 4 minuti abbracciato con Maradona. Ho detto: facciamo una cosa, tu fai il video, io sarò il narratore di questa canzone e poi gli ultimi 10 secondi entro anch'io. E così abbiamo realizzato questo videoclip con questa canzone che si chiama Si tornasse a nascere.